Quella che stanno facendo votare è una porcata antidemocratica, è una porcata contro i risparmiatori e contro gli azionisti che stavano avendo ragione in tribunale. Stanno vendendo come salvataggio una cosa che è tutto tranne che un salvataggio. Non usa mezzi termini Luigi Ugone, presidente del comitato Noi che credevamo nella BPV, perché ormai è vicinissima la data in cui dovrebbe venire votato il decreto di salvataggio della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, con l'entrata in scena di Banca Intesa, che ha posto come condizione l'approvazione del decreto senza alcuna modifica, mentre in poche ore stanno piovendo emendamenti che intendono proprio mettere mano a una situazione che lo stesso Ugone definisce devastante, un grido d'allarme, un grido di dolore. Diciamo di non votare questo decreto, stanno ricapitalizzando una banca privata con i soldi dello Stato. Se ci fosse stata una ricapitalizzazione diretta della banca, cioè di Popolare di Vicenza e o di Veneto Banca, con la metà della cifra si sarebbe ottenuto un risultato migliore. Con 17 miliardi in gioco, insomma, il costo della manovra, si sarebbero ricapitalizzate entrambe le due Venete, anzi, Ugone è convinto che si sarebbe speso molto meno. Ma allora, che succede? Sporchi interessi di pochissime persone, un copione purtroppo già visto troppe volte. E la politica? Beh, la vicenda di BPV e Veneto Banca in realtà sta creando un bel po' di destabilizzazione tra i partiti. Qualche partito di maggioranza si è già rotto. Ad esempio il PD, già diviso tra chi voterà a favore e chi contro il decreto in aula il 10 luglio. Voteranno no in maniera compatta invece Lega Nord e M5S, ancora indeterminate infine le posizioni di Forza Italia, centristi e Articolo 1 democratici progressisti, andando contro il bene di migliaia di azionisti. Se il governo decidesse di votare sì al decreto non rischierebbe nulla, non rischierebbe insomma una clamorosa caduta, ma qualche dubbio c'è e intanto Fa finta che non sia responsabilità sua, ma poi alla fine è il decisore finale di tutto, i partiti e la politica.